Riposa accanto a Monsignor Santin, che lo ordinò presbitero nel 1955, a Lorenzo Bellomi, suo predecessore, Monsignor Eugenio Ravignani. Oggi, al termine dei funerali celebrati a San Giusto dal suo successore, l'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, la salma del vescovo emerito è stata tumulata direttamente in cattedrale. Una cerimonia ugualmente partecipata nonostante l'emergenza coronavirus, che ha visto la presenza di una numerosa delegazione proveniente da Vittorio Veneto, diocesi che Ravignani resse dal 1983 al 1997, dove ha lasciato un ricordo altrettanto forte che a Trieste. Fra i banchi della cattedrale i nipoti di Monsignor Eugenio, oltre al sindaco di Piazza, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, al sindaco di Muggia Laura Marzi, al solito defilato Riccardo Illi, che assieme a Ravignani divise un forte impegno a favore della Ferriera, e molti sacerdoti, quelli che Ravignani ordinò durante il suo servizio. Una cerimonia sobria, nel senso migliore del termine, per certi aspetti scabra. Non è retorica concludere che essa sarebbe piaciuta a Monsignor Ravignani.